La Pro Favara vince 4-0 contro il Casteldaccia e accede direttamente alla fase nazionale dei play-off. La squadra gialloblu, certa del secondo posto in classifica e del distacco dalla terza a 2 giornate dal termine, può coltivare ancora il sogno di conquistare la promozione in Serie D. La Pro Favara infatti affronterà una squadra campana nella fase nazionale di quelle che saranno le semifinali per l'accesso alla quarta serie. I gialloblu di mister Gaetano Catalano hanno disputato una gara perfetta, praticando un ottimo calcio, dando spettacolo e rifilando 4 reti al Casteldaccia. I gol portano la firma di Lupo, Balistreri e Erbini, che realizza una doppietta in entrambi i casi, ottimamente servito da Caternicchia. Ancora 2 partite al termine del campionato, domenica prossima in trasferta a Sciacca e quindi il 28 aprile la gara finale interna con l'Accademia Trapani in proiezione della gara d'andata dei play-off in terra campana prevista per il 26 maggio.